L'appello disperato di una mamma che denuncia presunti abusi sul figlio ospite di una comunità a causa di problemi familiari, vittime anche di un immobilismo generale, dice. Scontro nel governo sull'autonomia, vertice sospeso a Roma, strappo tra Lega e Movimento 5 Stelle, furioso il presidente Zaia che ha parlato di farsa scandalosa. Fincantieri annuncia difficoltà ad assumere 6.000 nuovi dipendenti alla CGIL veneziana, la notizia è stata accolta con perplessità, ci si chiede a quali condizioni e con quali mansioni. Maxi tamponamento sull'autostrada A4 in direzione Trieste, coinvolti 4 mezzi pesanti, nello schianto ha perso la vita morendo sul colpo il conducente di uno dei tir. Sul futuro delle grandi navi a Venezia non si può più aspettare, il dibattito tiene banco anche in Consiglio regionale che invita ancora una volta il ministro Toninelli a riunire il comitatone. Conto alla rovescia per la 3 giorni dedicata alla musica al Parco San Giuliano, si parte dopo le polemiche per l'assenza di alcuni nomi di rilievo annunciati in cartellone. Si rinnova l'appuntamento col campionato di basket tra i sestieri veneziani, più di 1.000 spettatori per assistere alla finalissima del torneo principale tra Lido e Castello. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3 Venezia. I nostri microfoni, dunque, lo avete sentito, partiamo proprio da questa storia, l'appello disperato di una mamma che denuncia presunti abusi sul figlio, ospite in una comunità in un immobilismo generale. È un dolore grande, è un dolore troppo grande, perché io ho visto mio figlio quanto male stare e nessuno ha fatto niente, a partire dai servizi sociali, anche il neuropsichiatra che quando mio figlio stava male, proprio per queste cose, non ha fatto altro che imbottirlo di psicofarmaci. A parlare è la mamma di un bambino tredicenne che dal novembre 2013 si trova in una comunità a causa di problemi familiari, in particolare col padre rinviato a giudizio per maltrattamenti. Tempo fa la donna ha fatto una terribile scoperta. L'ho scoperto circa un anno fa e in un momento disinvolto di mio figlio, quando è venuto a casa a fine settimana, e spontaneamente mentre stava giocando è saltato fuori col discorso dicendomi: mamma, lo sai che quel ragazzo non mi fa più quelle cose? Io ho voluto entrare nel merito, capire quali cose. Il figlio avrebbe raccontato di aver subito abusi sessuali da un ragazzo di 3 anni più grande, anche lui ospite della comunità. Purtroppo sono venuta a scoprire che era una cosa che effettivamente era successa, ma non una volta soltanto, era successa negli anni. A quel punto la donna ha presentato denuncia ai carabinieri e qualche mese dopo altre 2, a distanza di poco tempo l'una dall'altra, alla Guardia di Finanza, che a sua volta ha presentato il materiale alla Procura dei minori. Ma secondo quanto racconta la mamma non è stato fatto il necessario, soprattutto da parte degli assistenti sociali. Non hanno fatto nulla per intervenire per mio figlio, per tutto quello che ha subito, se non che buttare addosso di tutto e di più a me e anche a mio figlio. In concomitanza, racconta la donna, il ragazzo che avrebbe abusato è stato mandato via, mentre attualmente è in atto un trasferimento in altra comunità del figlio tredicenne. Mio figlio ha sempre chiesto di poter entrare, di ritornare a casa. Quello che mio figlio ha chiesto voglio che si verifichi. Mio figlio deve venire a casa con un buon supporto psicologico e non è mia intenzione lasciar perdere tutto quello che ha subito. Io mi sono ripromessa che a qualsiasi costo qualcuno dovrà passare sopra di me, ma la verità viene fuori, deve venire fuori tutta, in nome di mio figlio. Solo questo chiedo, solo questo.
Andiamo avanti parlando di autonomia con lo scontro nel governo, il vertice sospeso questa mattina a Roma, lo strappo tra Lega e 5 Stelle, contestati di fatto i principi su cui si basa l'autonomia stessa da parte dei grillini, furioso il presidente Zaia che ha parlato di una farsa scandalosa. Ne abbiamo piene le tasche, i veneti vogliono autonomia, 5 Stelle si rimbocchino le maniche e facciano in modo di mantenere la parola data ai cittadini, perché altrimenti vuol dire aver raccontato bugie ai cittadini. La brusca frenata sull'autonomia fa andare su tutte le furie il presidente del Veneto Luca Zaia che pochi minuti dopo l'ennesima fumata nera parla di farsa scandalosa, di presa in giro e avverte: finché ci sarò io l'autonomia non sarà morta né tantomeno le istanze dei veneti. È una farsa e rischia di essere una grande presa in giro e quindi il mio invito è che si faccia veloci e queste cose noi non le possiamo accettare. E si finisca di dire, sento delle dichiarazioni che veramente fanno rabbrividire, che l'autonomia del Veneto porterà a un paese di Serie A e di Serie B, ma esiste già l'Italia di Serie A e di Serie B, non è colpa dell'autonomia. L'autonomia evita che questi paesi, soprattutto che molte comunità del sud, vadano in malora, questa è la verità, perché autonomia vuol dire responsabilità, autonomia vuol dire non sprecare più 30 miliardi di euro all'anno. Non facendo l'autonomia si consegna il sud al medioevo e il nord all'agonia totale e quindi alla sua morte. Non ci sta Zaia a restare a guardare mentre si fa dell'autonomia, dice, un cadavere eccellente. La forza dei 2.328.000 veneti che hanno votato il referendum e dei cittadini di tutte le altre regioni che la vogliono è un fiume in piena inesorabile. E lo è anche lui che manda un messaggio forte e chiaro agli alleati di governo. Invito i 5 Stelle invece finalmente a presentare il loro progetto di autonomia, almeno capiremo cosa intendono loro per autonomia, perché è passato più di un anno da quando si sono insediati al governo e ancora oggi io non ho ben capito qual è la loro idea di autonomia. Sui social il governatore incassa l'appoggio dei militanti. Quanto alla durata di questo governo in caso l'autonomia non passa, Zaia conclude: se noi non facevamo il reddito di cittadinanza il governo non ci sarebbe più. L'autonomia è nel contratto di governo, l'autonomia è un impegno che i cittadini deve essere fatta, se no non ha senso che esista un governo, no? Se un governo non rispetta i patti con i cittadini vuol dire che non ha senso che esista. Ripercorriamo le fasi di questa giornata con il vertice sull'autonomia sospeso, lo abbiamo detto, le dure reazioni a cominciare dal ministro per gli affari regionali Erika Stefani, secondo cui se si negano i principi base dell'autonomia è inutile che questo governo prosegua il suo percorso. Quello che noi vogliamo fare con l'autonomia è una valorizzazione del territorio e una responsabilizzazione. Se il meccanismo che viene proposto è un meccanismo che alimenta l'inefficienza e non vuole dare alcuna premialità, allora stiamo ragionando su piani completamente diversi. Erika Stefani è visibilmente contrariata quando esce da Palazzo Chigi a vertice sull'autonomia sospeso tra le tensioni. I 5 Stelle tirano in ballo le cosiddette gabbie salariali, in pratica gli incentivi che la Lega chiede di poter offrire agli insegnanti per farli restare nel territorio una volta assunti. Principio ingiusto, o tutti o nessuno, e l'autonomia, che 3 giorni fa sembrava a portata di mano, si blocca. Tra Lega e 5 Stelle cala nuovamente il gelo. Se in materia di istruzione già mi si nega la possibilità che una regione con risorse proprie possa fare un'offerta formativa migliore e il motivo ostativo è che nelle altre regioni non si possa fare, così mi nega completamente il principio base dell'autonomia. Autonomia che è prevista nel contratto di governo. Se qualcuno ha cambiato idea basta che lo dica e non si vada allora ulteriormente avanti. Noi crediamo che un bambino in Italia non scelga in quale regione nascere e non è giusto che si dica che siccome una regione ha più soldi, quei bambini che nascono lì hanno più diritto ad istruzione di altri bambini che nascono in una regione dove ci sono meno soldi. Difficile comprendere come l'ostilità dei 5 Stelle sia superabile. I leghisti, dai vertici alla base, salgono sulle barricate. Chi ferma questo non fa un dispetto a Salvini e alla Lega. Certe cose me le aspetto dalle opposizioni, dal PD. Ditemi voi se oggi l'Italia è unita, la scuola è unita, la sanità è unita. No, perché la gestione centralizzata favorisce gli sprechi. All'incontro il premier Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco, si va avanti, ribadisce, poi in una successiva conferenza stampa ripete i suoi paletti ed è l'ennesima doccia fredda della giornata. Io non posso delegare, non posso trasferire tutte le materie, le competenze amministrative e legislative che mi vengono richieste, perché se fosse così avremmo uno Stato centrale senza competenze.
dovremo introdurre e introdurremo meccanismi che io chiamo di salvaguardia, chiamiamoli solidaristici, chiamiamoli di coesione nazionale, territoriale, sociale, in modo da poter evitare che si slabbri la nostra penisola ancora di più. L'esito negativo del vertice accolto con amarezza dalle categorie, in particolare gli industriali veneziani con il loro presidente Marinese. Io non sono fiducioso, vedo tanta ideologia e non vedo tanta praticità, vedo tanta litigiosità e non vedo il senso dell'attaccamento. Questa volontà di dividere il sud dal nord, come se il nord, il fortunato nord, volesse primeggiare sul sud, è un errore. Secondo me, e ne sono convinto, l'autonomia farà bene soprattutto al sud. Lo dico da meridionale, io sono nato a Palermo, sono del sud, conosco i pregi e i difetti del sud e ricordo a tutti che il sud è stato avvantaggiato tante volte per i contributi e nonostante questo non è cresciuto. Non possiamo continuare a parlare da decenni di costi standard e non avere dei costi standard, perché la spesa pubblica è uno dei mali del nostro debito pubblico. Fa discutere, cambiamo tema, l'annuncio della difficoltà di Fincantieri ad assumere 6.000 nuovi dipendenti alla CGIL veneziana, dove la notizia è stata accolta con più di una perplessità. Ci si domanda a quali condizioni verrebbero assunti e con quali effettive mansioni. Nei prossimi 3 anni alla Fincantieri serviranno 6.000 lavoratori che non si trovano. L'allarme lanciato dall'amministratore delegato Giuseppe Bono sui giovani che pur di non entrare in cantiere allo stipendio medio di 1.600 euro del carpentiere o del saldatore preferiscono perfino i 500 del rider non ha dovuto fare molta strada per rimbombare tra i muri della CGIL veneziana, dalla cui sede si vedono bene le gru del colosso mondiale delle costruzioni navali e dove l'uscita è stata accolta con più di una perplessità. Segretario, alle sue spalle ci sono 6.000 posti di lavoro che aspettano solamente qualcuno. A dire il vero non è proprio così. Purtroppo noi abbiamo una situazione in cui i giovani vedono un mondo del lavoro precario, un mondo del lavoro in cui spesso i diritti non vengono garantiti e quindi una situazione molto più complessa di quella che viene descritta. Penso a quei 4.000 e passa lavoratori che ci sono alle mie spalle, che lavorano nelle aziende degli appalti, che non hanno una mensa, non hanno diritto ad avere uno spogliatoio, che vengono pagati con paga globale oppure con contratti pirata. Insomma, quei 1.600 euro di cui parla l'ingegner Bono se li sognerebbero la notte questi lavoratori. Ma quindi questi 6.000 posti ci sono o non ci sono, secondo? Ma se io sto al dato di crescita della Fincantieri e quello che hanno prospettato potrebbero anche esserci, uso il condizionale, il problema è capire dove, sicuramente non all'interno dei lavoratori diretti della Fincantieri, ma sicuramente negli appalti. Abbiamo lavoro per 10 anni e cresciamo a un ritmo del 10%, ha detto Bono, esortando i genitori a spronare i figli, ma dare ancora una volta la colpa ai giovani, fannulloni o bamboccioni, a seconda delle definizioni che si sono susseguite negli ultimi anni, alla CGIL appare troppo semplicistico. Accanto a Padoa-Schioppa, Fornero, adesso Bono che parla dei giovani che non hanno voglia di lavorare, poi invece vediamo centinaia di migliaia di lavoratori italiani che vanno all'estero e non sempre per fare lavori altamente qualificati, ma tante volte semplicemente per trovare un lavoro che non sia precario e che non sia sfruttato. Inferno in autostrada questa mattina per un tamponamento che ha visto coinvolti 4 tir, c'è stata anche una vittima, uno dei conducenti ha perso la vita. Maxi tamponamento verso le 8 lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste, in cui sono rimasti coinvolti 4 mezzi pesanti. Nello schianto ha perso la vita morendo sul colpo il conducente di uno dei tir, un'autocisterna con targa croata, che avrebbe tamponato violentemente un altro mezzo pesante che era quasi fermo per il traffico sostenuto in quel momento. Questo secondo mezzo a sua volta ne ha tamponato un terzo per fermarsi contro un quarto tir. Ferito il camionista del secondo mezzo pesante.
L'incidente è avvenuto in quel tratto di strada che tecnicamente viene definito punto morto fra l'uscita e l'entrata del casello, per cui si è istituita immediatamente l'uscita obbligatoria a San Stino di Livenza e da lì chi doveva proseguire poteva rientrare nuovamente in autostrada. Sul posto sono giunte immediatamente squadre dei Vigili del Fuoco da Motta di Livenza, Portogruaro, San Donà e Treviso per la messa in sicurezza dei mezzi. Insieme ai soccorsi del 118, le forze dell'ordine e il personale autostradale. La 4 è rimasta bloccata alcune ore con il traffico consistente in direzione Trieste e lunghe code. Ci fermiamo per un piccolo break, ma ritorniamo tra pochi istanti. In diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia, torniamo a parlare di futuro delle grandi navi in laguna. Non si può più aspettare, il dibattito tiene banco anche in Consiglio regionale, da cui parte l'invito ancora una volta al ministro Toninelli a riunire il comitatone. Non è possibile aspettare il morto prima di prendere una decisione. Lo stallo in cui sembra essere finito il dibattito politico sul futuro delle grandi navi a Venezia tiene banco anche in Consiglio regionale. Bruno Pigozzo e Francesca Zottis del Partito Democratico hanno depositato un'interrogazione a risposta scritta che chiede un impegno concreto della Regione. Personalmente che soluzione vedrebbe bene lei? Ma la soluzione è quella di dire fermi tutti, perché gli incidenti non si possono attribuire al maltempo, al destino cinico e baro, ci sono delle responsabilità da chiarire e in base a questo trovare la soluzione immediata di spostare le navi dal bacino di San Marco e dal canale della Giudecca, perché il rischio più grande è lì. L'11 giugno il Consiglio regionale aveva approvato all'unanimità una mozione di Pigozzo e Zottis dal titolo Grandi navi a Venezia, chi non decide è complice dei danni alla città. Si chiedeva alla Giunta di far sentire la propria voce a Roma e di riconvocare il cosiddetto comitatone. Ritorniamo sempre sullo stesso discorso. Nel novembre del 2017 c'è stato un comitatone dove tutte le istituzioni si sono sedute al tavolo finalmente per trovare una soluzione. Quel comitatone ad oggi viene disatteso, abbiamo rischiato qualche giorno fa un'altra tragedia. Io auspico che il ministro Toninelli convochi questo comitatone. Dalla Regione si chiede al Ministro di presentare in sede istituzionale la sua soluzione al problema. Toninelli peraltro non ha mai nascosto di voler portare le navi lontano da Venezia, a Lido o a Chioggia. Bisogna riuscire a capire se il Ministero delle Infrastrutture ha idee chiare, anzi se ha delle idee sinceramente, proprio perché Venezia ha un suo perché, cioè avere comunque un treno a alta velocità che si ferma in prossimità della partenza delle crociere, un aeroporto internazionale che appunto arriva vicino a questo punto di partenza. Spostarla a Chioggia, a meno che non spostiamo un arrivo di alta velocità, non facciamo un'autostrada che arriva in centro a Chioggia, penso sia difficile da motivare e da sostenere come luogo per riuscire a far attraccare navi di questo tipo. E ora la 3 giorni dedicata alla musica a Parco San Giuliano, si parte nonostante le polemiche. Tutto pronto al Parco San Giuliano per l'Home Festival da venerdì a domenica. I grandi eventi musicali finalmente tornano in questo parco meraviglioso e grande della città, un evento che però non è solo rivolto alla buona musica ma anche al divertimento, all'intrattenimento, allo stare insieme. La città e non solo potrà godere di questi 3 giorni meravigliosi, sempre nel rispetto anche dell'ambiente. Per rispettare l'area verde infatti è stata creata una squadra, gli Angeli del Parco, che avranno il compito di controllare il corretto smaltimento dei rifiuti e il rispetto dello spazio e degli alberi. Sono 10 in totale i punti di raccolta differenziata creati con il fine di raggiungere un livello di riciclaggio del 96%. Nei giorni scorsi però non sono mancate le polemiche per l'annuncio della mancanza di alcuni degli artisti principali, che ha portato a dover rimborsare 988 biglietti. Sono stati rimborsati tutti quanti i biglietti, siamo riusciti a contenere in pratica quasi tutte le persone che hanno capito quello che stava succedendo, quindi sì, è vero che c'è stata la defezione di alcuni artisti, ma non ha intaccato comunque la manifestazione. Ecco, ovviamente i conti li facciamo alla fine, ma quante persone più o meno vi aspettate in questa 3 giorni? Ma non è il numero delle persone, secondo me è la qualità delle persone che conta di più, perché
è inutile che diciamo ci sono oltre 200 giornalisti accreditati, decine di migliaia di persone stanno arrivando. Secondo me chi vuole arrivare qua, chi vorrà vivere questo parco e chi vorrà vedere in questo parco il fatto che oltre a vedere degli artisti, dei concerti, ha la possibilità di vedere lo skyline di Venezia, per cui parliamo più di emozione che di numeri, che i numeri poi sono freddi, mentre l'emozione puoi far capire che è soltanto vivendola questa cosa. Polemiche anche sulla presenza di amianto al San Giuliano. Siamo un paese che vive purtroppo di polemiche, io mi concentrerei sulle belle cose che ci sono in questa città e stanno crescendo, ecco, poi si può sempre migliorare, possiamo sempre far meglio, ma se guardiamo solo i lati negativi non si va da nessuna parte. Le biglietterie saranno sempre aperte durante i 3 giorni di festival a partire dalle 15. Domenica ci sarà il Family Sunday, con un solo biglietto d'ingresso entreranno 2 adulti che possono accompagnare i ragazzi under 16. Si è conclusa con 1000 spettatori sugli spalti la 15ª edizione del torneo dei sestieri di basket. 15 anni fa è iniziato tutto quasi per scherzo, riproporre l'antico torneo dei sestieri di basket che animava carri e campieri veneziani, contrapponendo nello sport i sestieri del centro storico. Oggi la manifestazione è diventata uno tra gli appuntamenti clou dell'estate sportiva cittadina, più seguiti ed attesi. Oltre 1000 persone hanno fatto da cornice al patinodromo delle 4 fontane del Lido di Venezia alla finalissima del torneo principale tra Lido e Castello, vinta dai lidensi con il punteggio di 75-63. La 15ª edizione del torneo dei sestieri, un'edizione molto intensa che è iniziata venerdì 28 giugno con i 3 giorni del Venice Master Basketball Tournament. La manifestazione per 9 giorni ha visto scendere in campo complessivamente oltre 350 giocatori e giocatrici di tutte le età. Al torneo principale dei sestieri si sono affiancate altre 2 competizioni, il Venice Basket Tournament per i Master, mentre la vera novità, rivelazione di quest'anno, è stato per la prima volta anche un torneo junior, sempre tra i sestieri veneziani per coinvolgere i giovani. Ecco come è finito il torneo giovanile. Poc'anzi è finita la finale della sezione under 16 e il Murano ha superato il Lido in finale. Nel Master a contendersi la vittoria, suddivisa in 3 categorie, 20 squadre provenienti da 7 paesi di Italia ed estero. La finalissima del torneo dei sestieri tra Lido e Castello, un classico, e fra poco sapremo chi vincerà questa 15ª edizione. Alla fine ha trionfato il Lido, ma il vero successo è stato quello di tutti i sestieri e di tutti i partecipanti. Tommaso Cacciari del Comitato No Grandi Navi ospite questa sera a 20:10. A me non rimane che ringraziarvi e lasciarvi alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Non cambia il tempo sulle nostre regioni, la situazione sarà sostanzialmente la stessa con un tempo variabile, specie sui settori alpini. Ecco il dettaglio di venerdì 12 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio sarà possibile qualche veloce temporale sui monti che localmente potrà bagnare anche le pianure circostanti. Temperature sempre sostanzialmente invariate, con minime tra 15 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 26 e 29 gradi. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, al mattino il cielo risulterà infatti al massimo poco nuvoloso, poi non si escludono dei piovaschi meno probabili tuttavia sulle aree costiere. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime comprese invece tra 25 e 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il sole sarà protagonista al mattino. Col passare delle ore saranno possibili occasionali acquazzoni un po' su tutta la nostra regione, come ci mostra la grafica. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime comprese tra i 28 e i 30 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.